Sport, siamo a Sassari, benvenuti al Pala Santoro. Da qui la voce di Mauro Garau e le imprescindibili immagini di Alberto Tosini si apprestano a raccontarvi il Lions Sassari Sardegna Handball Team. È la quarta giornata della fase a orologio del campionato di Serie A2 di pallamano femminile girone A, con le squadre nel cerchio del centrocampo agli ordini dei signori Diego Ciottolo e Giancarlo Romana. Noi andiamo a darvi lettura di quelle che sono le scelte iniziali delle due allenatrici, partendo per dovere di ospitalità dal Sardegna Handball Team di Barbara Tetti, che parte con Maria Laura Piu in porta con il numero 1. Le giocatrici di movimento saranno col 5 Fabiana Idili, col 12 Giulia Fois, col 13 Ramona Sandu, col 29 Piera Zorda, col 78 Domenica Sata e col 99 Tania Pintus. Per quello che riguarda invece le leonesse sassaresi allenate da Florentina Pastor, in porta c'è Martina Giona con l'1. A completare lo starting 7 col 5 Sarascanu, col 7 Valeria Mazzitelli, col 9 Fatundiaie, col 14 Cinzia Canova, col 17 Giulia Di Bona e con l'88 Cristina Piras a completare il roster. Per quello che riguarda il Sardegna Handball Team, 4 Giulia Seda, l'8 Marta Chessa, il 10 Irene Polo, il 15 Roberta Riu, il 16 Carlotta Usai, il 19 Viviana Porcu, il 20 Marta Marras, col 22 c'è Silvia Secchi e col 33 Marianna Mastino. La panchina delle leonesse invece composta da Giada Podighe col 2, Martina Del Rio col 4, Laura Profili con l'8, Giulia Reccagni col 13, Francesca Accau col 15, Margherita Lepori con il numero 16. E a chiudere il roster della squadra quest'oggi in completo, quasi interamente nero, il numero 99 Veronica Furesi. 12 punti per la squadra di Pastor, terza forza del girone A. All'ultimo posto in compagnia di Ferrarini invece la squadra di Barbara Tetti a quota 4. Nei due precedenti stagionali ci sono state due affermazioni delle leonesse turritane, che hanno vinto alla seconda con il punteggio di 21-20 e alla settima con il punteggio di 27-24, a dispetto della ampia forbice presente tra le due squadre in classifica. Sono state quelle della regular season, due gare molto equilibrate in cui sono stati i dettagli ad avere la meglio. Inizia dunque la fase a orologio anche per le due squadre sassaresi di questo girone A. Hanno già disputato la prima gara di questa parte di stagione le altre 4 squadre del girone, che sono Brescia, Dossobuono, Cassano Magnago e Ferrarin, per una classifica che vede Brescia in vantaggio in testa con 18 punti, 16 quelli di Dossobuono, a 12 le Lions, a 10 Cassano Magnago, a 4 punti Sardegna e Ferrarin. Dopo aver sbrigato i convenevoli di inizio gara dovremo essere quasi pronti per raccontarvi questi 60 minuti di pallamano dal Pala Santoro. Già disposta la squadra di Pastor, che come ricordato parte con Jonas Canu, Mazzitelli, Indiaie, Canova, Di Bona e Piras. Starting 7 invece per il Sardegna Handball Team, con Piu, Idili, Fois, Sandu, Zorda, Sata e Pintus. Queste almeno le scelte ci sono state annunciate nel prepartita, salvo cambiamenti dell'ultima ora. Si caricano le ragazze di Barbara Tetti, che vogliono dare una sterzata alla stagione. Squadra in maglia gialla che ha vinto solo 2 partite nel corso di questa stagione e arriva da una serie negativa di 6 debacle consecutive. Tanto il primo possesso è per la squadra di Pastor. Avevamo temuto cambi dell'ultima ora, così è, perché nelle prime 7 c'è Laura Profili per Pastor. Un po' di pre-tattica anche con noi nel pre-partita da parte della tecnico all'esordio in panchina dopo un lungo passato da giocatrice. Scanu da Ndiaye, esce forte Zorda, ferma irregolarmente il numero 9 della squadra di casa.
che ha già rimesso in moto il pallone. Scanu a orchestrare l'attacco delle leonesse, la palla per Ndiaye, si va in ala da Cristina Piras che cerca il secondo palo e larga la conclusione, la prima della sua partita. Dunque primo attacco anche per il Sardegna Handball Team, con Sandu da centrale, Zorda e Satta da terzini sulle ali Idili, e Pintus si muove sui 6 metri in posizione di pivot Giulia Fois. Primo fischio anche a favore della squadra quest'oggi in trasferta da calendario, con una palla un po' bassa per Zorda che non può tenerla viva. Allora si riparte dalle mani sicure di Martina Giona, arrivando a quelle di Profili, passando per quelle di Dibona. Primo tiro di Profili e il primo gol della partita è firmato dalla giocatrice più esperta sul terreno di gioco. È arrivato il cartellino giallo per Fabiana Idili. Dunque dopo 120 secondi di partita si è sbloccato il risultato del Palasantoru, l'ha fatto grazie al gol di Laura Profili. Sandu da Zorda per tornare da una delle ex di turno. Satta, un'occhiata in ala, Sandu prova a mettersi in proprio, guadagna i 6 metri, schiaccia a terra il suo tiro parato da Giona, e allora Dibona ad arginare in qualche maniera Sandu. Cartellino giallo per il numero 13 giallo e Dibona a far ripartire l'azione delle sue compagne. Dopo il fischio arbitrale, ricordiamo i direttori di gara che sono il signor Diego Ciottola e Giancarlo Romana. Tanto qua va a sfondare Dibona sull'ottimo sacrificio difensivo di Fabiana Idili. Forzato un po' qua la penetrazione. Dibona ha lavorato bene la difesa, in difesa Idili, e qua si vede fermata in maniera irregolare da un avversario, motivo per cui il gioco è già ripartito dai 9 metri e dalle mani di Giulia Fois. Zorda da Sandu, Satta, Zorda rischia l'infrazione dei passi, anzi commette l'infrazione dei passi, non sapendo cosa ben fare del pallone. Una volta ricevuto Dibona, ancora Sandu forte sul numero 17, Ndiaye va in ala da Piras che torna da Ndiaye. Arriva il gol di Fatou Ndiaye, più tocca ma non argina la conclusione del numero 9 nero. Sandu, Satta da Sandu, mini break in apertura per la squadra di Pastor. Zorda, sale Pintus, apre spazio a Zorda, altra infrazione da parte del numero 29. Dall'altra parte Ndiaye per Piras dall'ala, neutralizza più Canova. Dibona provare a sfruttare la maggiore altezza nel duello con Sandu, che in qualche maniera riesce a disturbare la conclusione in maniera regolare. Dall'altra parte Sandu a involarsi, Canova a fermarla fallosamente. 4 minuti e mezzo giocati in questo derby, 2-0 il risultato parziale. Deve ancora arrivare il primo gol per la squadra di Barbara Tetti. Sandu da Satta, Mazzitelli su di lei, Satta la salta, cerca il primo palo e trova le mani di Giona. Quell'apertura rapida di contropiede per Piras che controlla, prova la conclusione acrobatica, palla un pelo lunga. Piras è andata vicinissima a sistemarla, a trovare un gol complicatissimo. Sarebbe stato già eleggibile come tra i più belli di tutta la partita, anche se la stessa è fin qui giovanissima. Sandu la lascia lì per Satta, arriva la legnata di Canova e il 9 metri affidato a Fois. Sandu, un paio di palleggi, un'occhiata al piazzamento delle compagne, poi si sceglie Zorda che batte Ndiaye, arriva l'aiuto di Dibona. Il fischio è contro la giocatrice di origini senegalesi. Il 9 metri ancora per il Sardegna Handball Team. Sandu dai 9 sceglie Zorda, si va in ala da Pintus, la conclusione mancina parata da Giona. Dall'altra parte Dibona si affretta l'attacco delle Lions,
perché Pintus si attarda nel rientro. Fischio contro la difesa, Ndiaye che era andata a cercare comunque vie centrali, nonostante pareva più opportuno andare a cercare di allargare il campo vista la provvisoria superiorità numerica. Profili da Dibona, Ndiaye ai 9 contro Satta che la ferma in maniera fallosa. A rimettere in moto la sfera Mazzitelli, arrivando da Dibona passando per Scanu. Profili, Dibona colpita al naso da Sandu, 2 minuti per l'ex giocatrice della Sinergia. Si ferma il cronometro, 120 secondi di inferiorità numerica per il Sardegna Handball Team, sotto di 2 reti e ancora alla caccia del primo gol della sua partita. Dibona da Ndiaye, in ala per Piras, il piedone di Piu a dirle di no, a mantenere i 2 gol di svantaggio. Dall'altra parte prova a correre il campo Satta, ci sarebbe lo spazio per Idili, Satta prova a portarsi appresso la coppia Dibona-Mazzitelli, guadagna il 9 metri, Piras non concede la distanza, allora gli arbitri a invitarla a farlo. Satta da Idili che prova a forzare la penetrazione, viene fermata in maniera fallosa. 22-45 all'intervallo. Satta, Zorda va a battere Scanu, sale Pintus, cercare il taglio di Fois, poi Profili con l'apertura per Scanu. Buono qua il blitz difensivo di Satta a sporcare il possesso e a concedere una rimessa a lato alla squadra in vantaggio di 2 gol. Dibona, Scanu da Dibona, si muove Ndiaye che si infila tra Pintus e Zorda, nell'ivellata al suolo. Cartellino giallo per Pintus, a terra Ndiaye. Che si rialza con le proprie gambe, costretta temporaneamente ad abbandonare il campo. 7 metri per le Lions. Debutta nella partita Marianna Mastino tra i pali del Sardegna Handball Team col compito di disinnescare i 7 metri di Mazzitelli, che conclude, para Mastino e debutta alla grande nella partita. Indovinato immediatamente l'angolo, sbrigato il compito, torna in panchina tra gli applausi delle compagne. Satta col cambio di direzione a disorientare Piras. Altro cartellino giallo proprio per il numero 88. Satta ancora a saltare Piras, provare a fare la stessa cosa con Dibona, si mette in proprio Domenica Satta e si iscrive alla partita. 2-1. Tutta la potenza di Domenica Satta in questa azione personale che sblocca il bottino in termini di reti segnate del Sardegna Handball Team. Scanu da Dibona a Canova, fende 5-1 la squadra di Tetti con Sandu a disturbare Dibona. Canova l'incrocio a cercare il numero 17, arginata in maniera fallosa dalla giocatrice classe 1994. Dibona da Scanu, in ala c'è Piras. Scanu prova a forzare, finisce per sfondare sulla buona posizione e l'ottimo sacrificio difensivo di Piera Zorda. Satta da Sandu proprio per il 29. Sardegna Handball Team che passa la linea mediana. Satta pasticcia per un attimo nella ricezione, poi torna dalla sua centrale e va da Zorda, sale Pintus, pallone per Sandu, ben letto da Mazzitelli, prova a correre la squadra di Pastor, la parata di Piu, poi nella carambola tocca Pintus, consente alla squadra di casa, anche se si tratta di Stra cittadina, di ottenere una nuova possibilità di far male. 2-1, punteggio basso al Palasantoro. Sono effettivamente due squadre che segnano poco più di 23 gol di media per il Sardegna Handball Team. Fa ancora peggio
la squadra di Pastor, 21.5 reti segnate nella regular season. Qua Tetti chiede un'infrazione di passi che gli arbitri non ritengono opportuno amministrare. Dall'altra parte Satta forte su Di Bona, il fischio sorride alla nazionale nel beach. Allora Scanu, occhiata da Di Bona, si va da Mazzitelli, Di Bona anticipata da Sandu, Satta perfeziona il recupero, Sandu l'apertura per Zorda che prende i 6 metri, cerca il secondo palo e lo colpisce in pieno, poi recupera il pallone ma lo fa fallosamente mandando per le terre Canova. Il palo di Piera Zorda a evitare la parità a quota 2. Piras da Di Bona a Scanu, tanto esce Canova, entra Ndiaye, Profili, ristabilita la parità numerica. Ndiaye che come ipotizzato fortunatamente in maniera corretta non ha riportato grossi guai, anche se qua da una brutta palla Di Bona il recupero del Sardegna Handball Team con Fabiana Idili che lancia Domenica Satta. Scanu non ci prova neanche Satta, nonostante il tocco di Giona impatta sul 2-2, 18:34 al termine della partita, 2-2 nel derby. Piras con un giro sul perno a battere Idili, poi arriva il disturbo falloso di Satta che ne evita una conclusione comoda dai 6 metri. Gioco che riparte 300 cm più indietro da Mazzitelli a Di Bona a Ndiaye, si fa vedere Piras la cui ricezione viene negata dalla pressione di Pintus. Allora si esplora l'altro lato da dove Profili torna da Di Bona. Ndiaye al duello individuale con Zorda, l'aiuto difensivo proprio del capitano della squadra di Tetti. Lions che si mantengono nella metà campo offensiva. Ndiaye, Canova sta con lei Fois, poi Canova, nonostante il disturbo del numero 12 avversario, trova il nuovo vantaggio, 3 gol e 3 marcatrici diverse per le ragazze di Pastor. Zorda, Sandu, Satta, Sandu, Satta, incrocio con Idili, poi palla pericolosa per Zorda che riesce comunque a trovare Pintus in ala, la cui ricezione è problematica. Palla recuperata da Giona che apre bene con estrema precisione per Profili, ma è ottimo anche il rientro difensivo del Sardegna Handball Team. Profili da Ndiaye, attacco delle Lions che perde un po' il ritmo. Di Bona col cambio di direzione a mettere letteralmente a sedere Sandu, poi il tiro al lato, Di Bona rimane a terra, gioca il Sardegna Handball Team ma il blitz di Giona ben fuori dalla propria area di competenza a evitare il contropiede della squadra di Tetti. Tanto si è rialzata Di Bona e ora riceve da Ndiaye. 16:33, pochi gol ma tanta intensità e tanto ritmo in questo primo quarto scarso di derby che è andato via sul parquet del Pala Santoru. Pintus fallosamente su Ndiaye e Mazzitelli a far ripartire l'azione delle sue compagne. Di Bona da Canova, si va in ala da Profili, prova a star con lei Fois, la palla di Canova che conclude da destra con la mano destra, angolo complicato di tiro, se la cava in qualche maniera Piu, poi stessa sorte per Idili che rischia il pasticcio vedendosi aiutata e non poco dal fischio arbitrale. Piu, Satta, Sandu, Satta, Idili, Satta a sfruttare il movimento di Fois che le apre spazio, altro fischio. Allora ancora il numero 78 buca l'anticipo Ndiaye, Zorda fermata da Piras, 7 metri. (15 minuti e 10 secondi all'intervallo). Prendiamo un po' di fiato anche noi dopo questa fase iniziale di gara molto intensa. Satta per impattare a quota 3, tocca a Giona ma non basta,
3-3. E allora Di Bona, un Giona che è lontano dall'inquadratura del nostro Alberto Tosini si rammarica per aver solo toccato il rigore di Satta senza evitare il gol della nuova parità. Di Bona, sale Mazzitelli, pallone per Ndiaye, si va in ala da Piras, Pintus la disturba ma non basta, il gol di Cristina Piras sul secondo palo già ricercato in apertura di partita. Ha avuto sorte nettamente migliore stavolta la conclusione del numero 88. Zorda, palla per Idili contro Mazzitelli, non c'è spazio centralmente, Idili prova comunque a crearselo, arriva l'ossigeno nei fischietti di Ciotto e Romana. Sandu Satta, cambio di direzione, Mazzitelli saltata, stavolta arriva l'infrazione nell'attacco della squadra di Tetti. Dunque Lions che attaccano con la possibilità di ritrovare il doppio vantaggio. Ndiaye per Mazzitelli, il recupero di Satta, Pintus in becca, Sandu a tu per tu con Giona, 4 pari, Ramona Sandu. Lavora bene in difesa la squadra di Tetti. Canova pensa solo per un attimo al tiro, poi Piras adesso da terzino destro, palla per Mazzitelli che schiaccia a terra e batte più. Nuovo +1 per la squadra di Pastor. Questa prima parte di gara gioca, va in vantaggio e poi viene raggiunta. Ancora nessuna supremazione del punteggio per il Sardegna Handball Team. Fois fermata fallosamente da Piras. Zorda ai 10, Pintus torna dal suo numero 29, cerca una palla in spazi angusti per Fois che la lascia lì per Pintus, tiro parato da Giona che ha occasione dai 6 metri per il capitano, non è riuscita a impattare, arriva la palla persa confezionata da Canova, 4 contro 1 per il Sardegna Handball Team. Idili va sul sicuro, Satta e la gran parata di Martina Giona. Ancora Satta che prova immediatamente a riscattare l'errore precedente. 9 metri Sardegna Handball Team. In molti casi si parla di errore dai 6 metri, in questo frangente Giona ci ha messo veramente tanto del suo per disinnescare il tiro del miglior marcatore della partita. Ora Sandu da Zorda, duello individuale con Ndiaye, tiro parato da Giona, apertura per Profili, ottimistica qui la palla di Giona per Profili che non poteva raggiungerla, e allora nuova opportunità di impattare per il Sardegna Handball Team con Sandu, Zorda, Pintus. Zorda, Sandu perde un attimo l'abbrivio, poi lascia una grande palla a Giulia Fois. Attacco del Sardegna Handball Team che pareva aver perso un po' di inerzia. Alla fine Sandu ha trovato una gran palla per Fois, dall'altra parte Canova tra le gambe di Marianna Mastino. Al pari di Sandu e di Chessa che è in panchina, ex leonessa. Sandu Satta, Sandu Satta, un paio di palleggi anche forse per rifiatare. Sandu va a battere Canova, un'altra bastonata dal 14 nero. Arbitri che fermano la partita, non si ferma però il cronometro del Pala Santoro che continua a correre, il gioco è fermo ormai da circa 15 secondi. Finalmente il tavolo si accorge dell'interruzione.
noi a darvi un quadro di quelli che sono stati i marcatori in casa Lions. 2 reti per Canova, 1 per Mazzitelli, Profili e Ndiaye, 1 per Piras, mentre c'era da rettificare il punteggio che è di 6-4 e non di 6-5. E si può ritornare a giocare con Sandu, brutta palla persata, ha capito tutto Profili. Pallone profondo per Mazzitelli e trova la via del gol. Massimo vantaggio per la squadra di Pastor. E a 9 minuti e 39 secondi dal termine del primo tempo arriva il time out di Barbara Tetti, il time out sul campo anche per noi. Il legno è elemento naturale in storia dell'uomo. In Sardegna, da decenni, la Nordlegno si distingue per la professionalità nella sua lavorazione. Dalla produzione su misura alla migliore conoscenza, l'utilizzo e l'innovazione per gli arredi della tua casa. Da Nordlegno trovi intagliatore, ferramenta artigianale, progettazione e rendering di ambienti, fino all'ultimissimo Momo Design. E se vuoi stupire e stupirti, scopri l'unica produzione nell'isola dei vetri stampati digitalmente. Da Nordlegno ricca fornitura di porterei tagliafuoco per strutture alberghiere, infissi in legno e alluminio, meccanismo saliscendi Nordal e tanto altro. Nordlegno produce e distribuisce la propria eccellenza in tutta la Sardegna. Nordlegno, conoscenza, utilizzo, innovazione per il tuo benessere quotidiano. Tornano in campo Lions e Sardegna Handball Team. 7-4 per la squadra di Pastor, che ha da poco trovato il massimo vantaggio nella partita. Lo siamo entrati da qualche secondo negli ultimi 10 minuti del primo tempo. Dopo il +3 Tetti ha voluto vederci più chiaro e ha fermato la partita. Ora Sandu, un'occhiata a Canova, poi lo scarico per Zorda, bella palla per Idili anche se un po' rischiosa, poi Profili forte su Idili che va a spaccare il secondo palo. Potentissima qui la conclusione di Idili, anche un po' sfortunata. Aveva provato a pagare la cauzione per un attacco del Sardegna Handball Team un po' farraginoso. Ndiaye, un'occhiata a Piras, poi torna per vie centrali. Il muro di Sata, Mastino non riesce a evitare l'angolo. Ndiaye, Scanu, Dibona da Profili, Dibona si infila tra le maglie difensive del Sardegna Handball Team, il fischio le sorride. 9 metri per le ragazze di Pastor. Scanu, Sandu a rallentarla, poi Mazzitelli abbrancata da Idili. Cerca Profili, trova un altro fallo. Scanu, si aprono le maglie difensive della squadra di casa. Tiro di Scanu parato da Mastino dopo un bel lavoro che le aveva consentito di liberarsi al tiro. Sata rischia il pasticcio, si salva all'ultimo andando in emergenza da Sandu. Zorda con un palleggio, un'occhiata in ala e poi il ritorno centralmente da Sandu. Ora Sata saltata a secco, Mazzitelli fermata fallosamente, ancora una volta inarrestabile Sata nell'1 contro 1. È arrivato tardi l'aiuto difensivo, dunque possibilità di portarsi sul 7-5 per il Sardegna Handball Team con Domenica Sata, che va a togliere la proverbiale ragnatela dall'incrocio dei pali e a restituire il -2 battendo dai 7 metri in maniera imparabile Martina Giona,
che qualche minuto fa era stata miracolosa nel evitare dai 6 metri proprio il gol di Satta. Scanu mischia le carte in difesa, Barbara Tetti cercando di mettere qualche bastone tra le ruote all'attacco di Pasto nel tiro di Ndiaye dalla lunga, parato da Mastino, poi il fischio contro Mazzitelli. Mastino a far ripartire l'azione delle sue compagne. Satta, Zorda, Sandu, palla per Fois, poi Giona ad anticipare Pintus, lancio lungo di Giona per Profili, stavolta è perfetto e Profili trova il secondo palo. Mastino non può nulla. 8-5. Zorda, Sandu, circolazione tra centrale e terzini per il Sardegna Handball Team. Ora Sandu si fa vedere Satta, Sandu fa tutto da sola, viene fermata fallosamente da Canova, motivo per cui il gioco ripartirà dai 9 metri. Satta, palo, ancora sfortunata la squadra di Tetti, trova il legno, così come è accaduto poc'anzi a Idili. Di Bona, Ndiaye, Scanu, rischia il pasticcio, Di Bona anticipata, Scanu la trova comunque, Di Bona poi fa tutto da sola, finisce per pasticciare in palleggio. Mastino troppo lungo per Sandu, diventa un passaggio per Giona. Ndiaye in palleggio, Zorda la rallenta, poi prova con potenza sul fondo. Allora riparte ancora il Sardegna Handball Team con Satta, brutta palla per Idili ma viziata dal colpo irregolare subito dal numero 78. Ultimi 5 minuti mal contati del primo tempo. 8-5. Lions, Sandu, Satta, si fa vedere Fois, Satta colpita sul volto, rimane a terra Domenica Satta, aiutata da Fois nel recupero della propria verticalità. Zorda, Sandu, Satta, ancora il centrale, la buca l'anticipo Mazzitelli, si crea lo spazio, Satta per Idili, facile sul primo palo. 8-6. Di Bona, Canova ai 10 metri, Mastino col piede mancino, poi Pintus per Zorda, un'occhiata a Fois che scappa in contropiede sui 6 metri. Giulia Fois, mini parziale, Sardegna Handball Team si scalda la parte di pubblico che tiene alle sorti di Barbara Tetti. Pastor vede che qualcosa nella partita è cambiata e la ferma. 3-18 all'intervallo, 8-7 Lions, pubblicità. Directa Sport, le tue partite in diretta streaming. Directa Sport è la nuova web TV sarda dedicata agli eventi sportivi regionali. Calcio, basket, volley, atletica leggera e danza sportiva. Con Directa Sport decidi tu quando e dove vedere vincere la tua squadra del cuore. Se anche tu vuoi trasmettere il tuo evento su www.directasport.it, chiama il 347 45 41 255 o invia una mail a directasport@gmail.com. Con Directa Sport sei sempre al fianco dei tuoi campioni.
Di nuovo Pala Santoro, di nuovo derby, 8-7 Lions contro il Sardegna Handball Team di Barbarattetti. Lions in campo per rafforzare la terza piazza e non staccarsi troppo dalle due squadre che la precedono in classifica, ovvero Brescia a quota 18 ed Ossobuono a 16. Sardegna per l'orgoglio cittadino, per evitare l'ultimo posto e per interrompere una serie di 6 sconfitte consecutive. Scanu esce Satta e allora va ad Andiaie, in ala Piras che toglie anch'essa ragnatela dal 7. Estrema precisione qui per la conclusione di Cristina Piras. 9-7 Lions. Sandu, Satta, Sandu ai 10 a ricevere da Zorda. Satta controlla con la mano mancina, salta il raddoppio di marcatura portato da Mazzitelli e Canova, ma la conclusione risulta comunque disturbata. Che ha già fatto ripartire l'azione delle sue compagne scegliendo Canova, che a sua volta è andata da profili, fermata irregolarmente da Sandu. Ndiaye, Dibona, Canova a trovare l'angolino basso. Sale in doppia cifra la squadra di Pastor per reti segnate e torna al massimo vantaggio sul +3. Sandu da Zorda, Satta ancora per il 13 che la lascia lì per Zorda, una finta a far saltare Dibona, finisce con la palla persa questo attacco del Sardegna Handball Team. Zorda che rimane a terra, superiorità numerica per l'attacco di Pastor. Dibona a travolgere Pintus e a trovare il gol, il primo della partita per il 17. Satta fermata fallosamente. Ancora il 78, fermata da Dibona, o meglio rallentata da Dibona e poi fermata da Giona. All'altra parte Ndiaye, il duello individuale con Marras, poi Piras sale in palleggio, ha un'occhiata a Ndiaye, finisce per pasticciare e perdere il pallone. Provano a scappare sul finale di primo tempo le ragazze di Pastor. Idili, Satta batte secco a Canova lasciandola sul posto. Nella giocata qui Domenica Satta che prova a tenere a contatto il Sardegna Handball Team. Dibona, Canova contro Satta, si allacciano 14 e 78, ultimi scampoli di primo tempo. Canova, Piras ancora dal 14, un'occhiata a Mazzitelli, conclusione sporcata e neutralizzata da Mastino che poi lancia in contropiede Sando tu per tu con Giona. È suo l'ultimo gol del primo tempo del derby dal Pala Santoro. Primi 30 minuti che vanno in archivio con le Lions avanti con il punteggio di 11-9 contro il Sardegna Handball Team. Noi ci prendiamo una decina di minuti circa di pausa per poi risentirci in diretta dal Pala Santoro per il secondo tempo del derby di Sassari. Dalla cinquantennale esperienza di Commerciale Pirroni nel settore dell'edilizia nasce il nuovo showroom dedicato alla ristrutturazione della casa. Nella storica sede di via San Sperate a Decimo Mannu puoi trovare un fornitissimo reparto dedicato alla termoidraulica, ma anche stufe a pellet, impiantistica e le migliori proposte di pavimenti radianti. Commerciale Pirroni esegue sopralluoghi gratuiti e preventivi personalizzati, anche in loco. Commerciale Pirroni, qualità e affidabilità per la tua casa. Quando decidi di ottenere il massimo dal tuo corpo, sai di avere bisogno di un alleato per la tua dieta e allenamento. Online puoi trovare vari e-commerce, è vero, ma nessuno sarà in grado di aiutarti a comprendere esattamente quali prodotti usare per le tue necessità specifiche. Per questo motivo Steve Sport ha creato il primo Sport Food Store in Sardegna, fornito con gli unici marchi che hanno fatto della ricerca scientifica dei loro prodotti la loro missione primaria. Vieni a trovarci in via Mercalli 2 a Cagliari e scopri la nostra nuova gamma di prodotti.
Amici di Directa Sport, benvenuti allo stadio Vanni Sanna di Sassari, scontro al vertice nel campionato di Serie D Girone G, Sassari Latte Dolce. Intanto ancora Pinna lanciato in contropiede, attenzione a Pinna, il sinistro e Bosa in vantaggio! Lo sport è la tua passione? Sogni di diventare un telecronista sportivo? Questo è il corso che fa per te. In direzione di Sorrentino che segna il buzzer beater. In area di rigore Battistelli, a dire di no, poi la palla rimane lì ancora Bianco! 26 ore di lezione, tecniche di teleradiocronaca, interviste, laboratorio pratico e per i migliori l'inserimento nella redazione sportiva di Directa Sport. Vai sul sito www.palladioformazione.com e iscriviti. Affrettati, i posti sono limitati. Il legno è elemento naturale, storia dell'uomo. In Sardegna, da decenni, la Nordlegno si distingue per la professionalità nella sua lavorazione. Dalla produzione su misura alla migliore conoscenza, l'utilizzo e l'innovazione per gli arredi della tua casa. Da Nordlegno trovi intagliatore, ferramenta artigianale, progettazione e rendering di ambienti, fino all'ultimissimo Momo Design. E se vuoi stupire e stupirti, scopri l'unica produzione nell'isola dei vetri stampati digitalmente. Da Nordlegno ricca fornitura di porterei tagliafuoco per strutture alberghiere, infissi in legno e alluminio, meccanismo saliscendi Nordal e tanto altro. Nordlegno produce e distribuisce la propria eccellenza in tutta la Sardegna. Nordlegno, conoscenza, utilizzo, innovazione per il tuo benessere quotidiano. Amici di Directa Sport, di nuovo live dal Pala Santoro, sta per iniziare il secondo tempo del derby di Sassari, esordio nella fase a orologio del girone A del campionato di Serie A2 per Lions Sassari e Sardegna Handball Team, squadra di Pastor che ha chiuso la prima frazione avanti con il punteggio di 11-9, provando la fuga nei minuti finali della prima frazione, ma vedendo poi il rientro parziale della squadra di Barbara Teti che ha chiuso in ritardo ma di sole 2 reti. Lions terza in classifica, quota 12, che con una vittoria quest'oggi non perderebbero ulteriore contatto dalle prime due squadre della classifica, Brescia ed Ossobuono rispettivamente a 18 e 16 punti, a completare la classifica Cassano Magnago con 10 punti e a chiuderla Sardegna e Ferrarin con 4 punti fin qui totalizzati. Tanto arriva il primo fischio della ripresa dei signori Diego Ciottola e Giancarlo Romana, che stanno dirigendo questa stracittadina Sardegna Handball Team che attacca da sinistra a destra rispetto al vostro punto di osservazione, maglia gialla con inserti neri, pantaloncini neri, tutta in nero invece la squadra di Pastor, qua di Bona, buca l'anticipo, Sandu non ne approfitta, torna da Satta, una finta a disorientare Mazziteri, la palla in ala per Idili e che poi torna dal numero 78, Idili a riorganizzare l'attacco del Sardegna Handball Team, che però deve affrettare il tiro perché il braccio degli arbitri è alto, ci prova Zorda, paragiona il lancio lungo per Piras, a tu per tu con Mastino, tiro che si stampa sulla traversa, carambola catturata da Pintus che poi ha servito Satta, che a sua volta ha scambiato con Sandu, un'occhiata a Idili sulla sinistra, poi si mette in proprio, prende la fascia centrale, viene livellata al suolo, motivo per cui il gioco è già ripartito dai 9 metri, circolazione tra centrale e terzini, Satta da Sandu, Piras ad anticipare Zorda, Sandu prova a fare tutto da sola, poi cerca una palla improbabile per Fois che non è pronta a riceverla, passaggio che diventa per Giona, e allora Scanu esce forte, Zorda che si fa male e sembra neanche poco nel contatto con Diaye, arbitri che fermano la partita dopo circa 1 minuto e mezzo giocato nella ripresa, sembra molto dolorante a una spalla la giocatrice del Sardegna Handball Team, che è rimasta a terra nell'incrocio con Ndiaye. Anche noi in silenzio a capire quelle che
sono le condizioni della giocatrice rimasta a terra. Noi ricordiamo che questo è l'esordio delle due squadre nella fase orologio del girone A del campionato di Serie A2 di pallamano femminile, una classifica che vede in vetta Brescia con 18 punti, a 16 c'è Dosso Buono, 12 Lions, 10 punti per Cassano Magnaco, 4 per Sardegna Handball Team e Ferrarin. Tanto Zorda abbandona il terreno di gioco, molto dolorante ma comunque sulle sue gambe, e viene sostituita dal numero 20 Marta Marras. Partita che dovrebbe riprendere a breve. Attacca la squadra di Pastor con Profili, ora Scanu Dandiaie, palleggio per il numero 9, la chiusura difensiva del duo composto da Marras e Pintus e Falloso, e allora Mazzitelli a far ripartire l'azione delle sue compagne. Scanu dà un'occhiata alla stessa Mazzitelli, finisce per andare a infilarsi in un ginepraio e perdere questo pallone. Deve ancora arrivare il primo gol del secondo tempo. Marras, un'occhiata a Pintus che è troppo distante, allora un palleggio via da Sandu, un altro palleggio, il palleggio si arriva da Satta, poi Idili, Satta, Sandu, Marras. Satta ancora una finta, Mazzitelli non la tiene mai, Domenica Satta va ancora a segno trovando il secondo palo. Stavolta Giona non ha potuto nulla di Domenica Satta, il primo gol del secondo tempo. Piras a cercare Mazzitelli che prova a restituirle palla in uno spazio che non c'è. Arriva il fischio arbitrale a salvare la squadra di Pastor. Scandiai a scambiare le due giovanissime di Casa Lions. Ndiaye di un'occhiata di Bona, capito tutto Pintus e ha sporcato la conclusione favorendo il recupero di Mastino. Ora Sandu ha ricevuto da Satta per il 78 che va in ala da Idili che non trova l'abbrivio per il tiro, poi viene fermata fallosamente da Sarascanu. Ha provato a sfruttare la maggiore fisicità Fabiana Idili, Scanu è stata costretta al fallo per fermarla. Marras, Sandu, Satta, arriva Di Bona, terminano a terra entrambe le contendenti. Si beccano un po' Satta e Canova. 26 e 45 secondi al termine della partita. (11-10) Lions, finora un solo gol nella ripresa, quello firmato da Domenica Satta. Sandu, Marras, ancora dal suo centrale. Satta, altro duello individuale con Mazzitelli, si aprono le maglie difensive della squadra di Pastor, non si fa pregare Ramona Sandu, parità a quota 11, poi palla persa dalle leonesse, si lamenta proprio la stessa Sandu, palla già rimessa in movimento. Di Bona che aveva trovato il gol ma l'aveva fatto a gioco fermo. Di Bona, Profili, sale Mazzitelli, Profili, Di Bona, tiro sul palo, allora Mastino da Satta, si attarda nel rientro Di Bona. Satta offre il cioccolatino a Fois che schiaccia a terra tra le gambe di Martina Giona, si allarga il parziale in apertura di ripresa per la squadra di Tetti che ora è avanti per la prima volta, se la memoria non ci inganna, con il punteggio di 12-11. Scanu, Ndiaye, da Scanu, Sandu a isolare Di Bona dall'attacco,
Profili allora di infilarsi tra le maglie difensive, la parata di Marianna Mastino a galvanizzare il pubblico di parte Sardegna Handball Team. Ora Sandu, Marras, Sandu, Satta, Idili, Satta, Sandu, sale Pintus, Sandu fa tutto da sola, ancora segna il 13, così come 13 sono i gol del Sardegna Handball Team. Di Bonanandiaie, forte, Marras sul 9, fischiano gli arbitri. E prima del 9 metri Pastor ci vuole vedere chiaro dopo poco più di 5 minuti nel secondo tempo. 4-0 di parziale in apertura di ripresa per il Sardegna Handball Team, 13-11 per la squadra di Tetti, e noi ci fermiamo per qualche secondo. Il legno è elemento naturale e storia dell'uomo. In Sardegna da decenni la Nordlegno si distingue per la professionalità nella sua lavorazione. Dalla produzione su misura alla migliore conoscenza, l'utilizzo e l'innovazione per gli arredi della tua casa. Da Nordlegno trovi intagliatore, ferramenta artigianale, progettazione e rendering di ambienti, fino all'ultimissimo Momo Design. E se vuoi stupire e stupirti, scopri l'unica produzione nell'isola dei vetri stampati digitalmente. Da Nordlegno ricca fornitura di porterie tagliafuoco per strutture alberghiere, infissi in legno e alluminio, meccanismo saliscendi Nordal e tanto altro. Nordlegno produce e distribuisce la propria eccellenza in tutta la Sardegna. Nordlegno, conoscenza, utilizzo, innovazione per il tuo benessere quotidiano. L'ottima uscita dagli spogliatoi del Sardegna Handball Team è valso il primo doppio vantaggio della sfida per le ragazze di Barbara Tetti, che guidano con il punteggio di 13-11 grazie al 4-0 arrivato in questi 5 minuti abbondanti di secondo tempo che sono andati via sul cronometro del Palasantoru. Noi a osservare l'uscita dal time out e a raccontarvi l'uscita dal time out delle ragazze di Pastor. Ndiaye, sale Piras che poi si butta sui 6 metri in posizione di doppio pivot. Canova, Mastino tocca ma non evita il gol del 14, primo gol del secondo tempo per la squadra di Pastor, e dunque interrompe la carestia offensiva. Marras da Sandu, ancora da Marras, tanto spazio per il 20 che buca Giona, sblocca il proprio bottino personale. Si infuria Pastor in panchina. Profili, Canova, Di Bona, Ndiaye, taglio di Bona, Ndiaye al duello individuale con Satta, tiro sul palo, poi Satta a provare a correre in campo in palleggio di 78, palla per Sandu dai 6 metri, Sandu palo, ma fallo di Profili, 7 metri per la difesa in area della 41enne Laura Profili, e dunque chance ghiotta dai 7 metri per trovare il gol numero 15 per Ramona Sandu, la cui conclusione sbatte sul palo. Dunque il risultato che rimane sul 14-12 per la squadra di Barbara Tetti. Profili, Canova, Di Bona, Ndiaye. Arriva la chiamata del numero 17, ribaltamento da terzino a terzino a pescare Ndiaye. Canova prova a mettersi in ritmo con un paio di palleggi, fa lo stesso Profili, arriva il taglio di Mazzitelli, Profili la cerca, non la trova, arriva il recupero del Sardegna Handball Team, Fois a centimetri all'infrazione di passi, corre il campo Domenica Satta, la parata di Giona, la carambola catturata da Mazzitelli, poi Canova fermata fallosamente da Sandu, ha già fatto ripartire l'azione delle Leonesse con Ndiaye. Di Bona, rientra Satta, palla in ala per Profili, 14-13. Idili a sfondare su Canova, l'ha letteralmente travolta, sacrificio difensivo della ex giocatrice della Verde Vita. Idili ha perso il controllo del corpo,
e ha commesso lo sfondamento, tanto avvicendamento tra i pali in casa Sardegna Handball Team. Fuori Mastino che trova i complimenti di Tetti e rientra tra i pali Maria Laura Piu. Di Bona, Profili, Canova, ancora per il suo numero 8, duello individuale con Fois, torna per vie centrali, l'attacco di Pastor, Ndiaye esce forte, Marras, la palla in ala per Piras, sotto la traversa a battere Piu. Contro parziale Lions e parità a quota 14, tutto apparecchiato per un finale di partita caldissimo qui al Pala Santoro. Pintus paragiona, lancio lungo per Piras, Piu a servire con la coscia una compagna, poi il pasticcio tra Sata e Pintus favorisce il recupero di Piras, fa ingenuità e leggerezza per la squadra in maglia gialla in fase di costruzione. Ha regalato l'opportunità in attacco alle Lions. Juan Mazzitelli regala palla a Sandu, campo aperto per Satta, tu per tu con Giona, non può fare altro che batterla. Settimo gol della partita per Domenica Satta. Canova a forzare senza senso, ha parato Piu e ha pensato per un attimo al lancio lungo là dove era scappata Sandu, poi torna ad abbassare i ritmi arrivando da Marras e ricevendo ora Idili. Sandu può andare 1 contro 1 con Canova, la batte e trova il gol. Gol però non convalidato perché è arrivato prima il fischio arbitrale per concedere il 7 metri che la stessa Ramona Sandu può andare a trasformare facendolo sotto il 7. È solo rimandato il gol di Ramona Sandu di qualche secondo. 16-14 per la squadra in difesa. Profili, Canova, da Di Bona, pallone per Canova, i 10 metri un palleggio, non trova il taglio di Di Bona. Pintus con il lancio lungo, troppo lungo sia per Idili che per Fois. Sata che invita alla calma il proprio capitano, se l'ha fatta ingolosire dalla possibilità di mandare in porta una compagna. Allora Profili, Sata con molta palla, anche se gli arbitri sono di difforme opinione, fischiano, ciotola e romana, palla in mano Lions. Di Bona, Scanu, meno di 19 minuti al termine. Ndiaye a provare a battere Marras, poi si allaccia anche con Pintus, fischio contro la difesa. Di Bona, Ndiaye da Scanu, Ndiaye ai 10 metri, un palleggio a cercare il suo numero 17 che scarica in qualche maniera per Piras e batte Piu. Ha tirato il raddoppio, è arrivato allo scarico in ala per il gol del numero 88 e di nuovo distacco minimo tra le squadre. Satta, Sandu, da Marras, Pintus, la legnata di Piras, poi Sandu ad aggirare Canova, lasciare lì per Idili, a tu per tu con Giona a divorarsi il punto del 17-15. L'ottima parata col piede destro di Martina Giona. Siamo già dall'altra parte con Ndiaye, 10 metri, traversa, linea, traversa, gol, fa tu Ndiaye. Fa Di Bona, non trova lo sfondamento, si arrabbia Pastor in panchina. La palla per Fois sui 6 metri, fermata da Piras, 7 metri, Sardegna Handball Team. Altra difesa in area stavolta di Piras. E dunque opportunità per tornare in vantaggio per la squadra in maglia gialla. Dai 7 metri andrà Domenica Satta contro Martina Giona. Fischiano gli arbitri, parte Satta, palo, rimessa laterale. Si rimane in parità. Di Bona, Profili, Di Bona, Scanu,
Ndiaye, Scanu, Profili, arriva il movimento di Dibona dall'ala, nonostante l'angolo difficile, batte più Lions che ritrovano il vantaggio dopo il 4-0 scioccante di avvio ripresa del Sardegna Handball Team. Pintus da Marras a forzare la conclusione, ha toccato il muro, motivo per cui il gioco ripartirà dall'angolo e più precisamente dalle mani di Fois. Allora Satta da Sandu, palla per Idili che pasticcia al momento di ricevere, poi riesce comunque a tirare, ha parato Giona. Dall'altra parte si invola la solita Cristina Piras, si torna sul +2. Ferma la partita Barbara Tetti, 15:53 al termine della partita, 18-16 Lions, piccola pausa anche per noi. Directa Sport, le tue partite in diretta streaming. Directa Sport è la nuova web TV sarda dedicata agli eventi sportivi regionali. Calcio, basket, volley, atletica leggera e danza sportiva. Con Directa Sport decidi tu quando e dove vedere vincere la tua squadra del cuore. Se anche tu vuoi trasmettere il tuo evento su www.directasport.it, chiama il 347 45 41 255 o invia una mail a directasport@gmail.com. Con Directa Sport sei sempre al fianco dei tuoi campioni. Sette per Domenica Satta, 5 per Cristina Piras, queste le due migliori marcatrici della partita. Ultimi 15 minuti e 53 secondi della stracittadina sassarese tra Lions e Sardegna Handball Team, esordio delle due compagini nella fase orologio del girone A del campionato di Serie A2 di pallamano femminile. Tanto c'è da asciugare il parquet per preservare l'incolumità delle contendenti. Deve essere successo qualcosa durante il time out, evidentemente le caduta dell'acqua. Arriva finalmente in questo momento il fischio degli arbitri, ma stiamo per entrare nell'ultimo quarto di questo derby. Sandu, Marras, Idili, ancora dal suo numero 20. Sandu perde il contatto col pallone, lo fa per il fallo di Piras. Sandu da Marras sul muro di Dibona, raccoglie la carambola Idili, Marras a ricevere in ala, pallone ancora per Fabiana Idili, poi si fa da Sandu, la ferma ancora Piras. Fois per Satta, una finta a far saltare Piras, poi ci pensa Dibona a fermarla. Fois ancora da Satta, fulminata Giona, grande gol di Domenica Satta, che prova a tenere a contatto sé e le sue compagne. Ndiaye, Piras, Scanu, Profili, Dibona guardata a vista e non solo da Sandu. Ndiaye ora riceve il 17 e prova a infilarsi tra Marras e Pintus, trova il fischio che le concede il 9 metri. Dibona che era andata a segno ma l'ha fatto ampiamente dopo rispetto al momento in cui gli arbitri avevano dato fiato al fischietto. Scanu per il taglio di Mazzitelli,
Tocco con il piede di Marras, sono già ripartite le leonesse con Scanu per Mazzitelli, spazi strettissimi, allora si va al largo da Profili, sporca Mastino con l'aiuto della traversa. Sandu avanza in palleggio e varca la linea mediana, scambia con Marras, si fa vedere Satta, lavora per lei Marras, Satta regala di fatto palla a Profili che può correre il campo, Idili ad arginarla in qualche maniera, in maniera regolare. Grande giocata difensiva di Fabiana Idili, rimane a terra Profili, dall'altra parte Sandu non trova Fois, c'era apertissima in ala Marras, non l'ha vista Sandu, fasi confusissime di gioco, Profili per Piras, sul primo palo batte Mastino, miglior realizzatrice in casa Lions che sale a quota 6. Satta, Marras, un paio di palleggi, poi torna centralmente dal suo numero 78 che abbassa il ritmo e trova Sandu, fermata da Piras. Sandu che va a catechizzare Fois su quello che sarebbe dovuto essere il piazzamento del numero 12. Sui 6 metri Satta prova a star con lei Di Bona, la palla che arriva in qualche maniera a Sandu. Altra strattonata irregolare da parte di Di Bona, esce Fois e entra Roberta Riu. Satta tanto tra le gambe di Giona. Nuovo -1 per il Sardegna Handball Team. Sono 9 le reti di Satta, la metà di quelle segnate da tutto il Sardegna Handball Team. Ndiaye a scambiare in maniera ravvicinata con Piras. Scanu, il taglio di Di Bona sui 6 metri, solo accennato. Si aprono varchi centrali, Scanu fermata da Idili. Ultimi 12 scarsi al Palasantoru, Di Bona in ala per Profili, la legnata di Riu. Profili da Scanu, si fa vedere Mazzitelli, Scanu cerca la palla più difficile per Di Bona. Fallo di Marras, si deve ripartire da posizione centrale, Mazzitelli da Ndiaye. Ora il 9 si alza, Mastino battezza il palo sbagliato e segna Fatou Ndiaye. Satta provare a battere Di Bona, Mazzitelli a provare a fermarla. Gioco che è già ripartito. Satta fermata da Canova. 2 minuti per Di Bona. Dunque 120 secondi per ricucire il mini strappo. Si scalda il derby, si scalda l'atmosfera anche sugli spalti del Palasantoru. Satta a saltare Canova, ancora l'irregolarità di Canova che rimane a terra colpita dal gomito di Satta. Si rialza Canova, 2 minuti per il 14, doppia superiorità numerica per il Sardegna Handball Team. Non la prende bene Canova, ma si dovrà gioco forza arrendere alla decisione arbitrale. Dunque doppia superiorità numerica per la squadra di Tetti. Marras, Idili, Marras da Satta che batte Piras. Altro fischio contro la difesa. Inarrestabile Domenica Satta. Tanto Canova nel soccorsa ai confini del terreno di gioco.
dopo il colpo subito nella circostanza in cui è stata allontanata temporaneamente dalla partita. 10:29 al termine, 20-18 Lions. Al momento è 7 contro 5. Fischiano gli arbitri, si riparte. Satta da Sandu. Satta, il taglio di Idili. Marras, Sandu. Dovrebbero cercare probabilmente la conclusione veloce. Marras da Ryu, che termina a terra dopo il contatto con Ndiaye. Si gioca. Sandu, sta salendo anche il tasso di fisicità. La palla in ala per Pintus. Viene fermata. 7 metri, Sardegna Handball Team. La cui trasformazione spetterà a Sandu. Intanto scorre il cronometro. 9:46. Fischiano gli arbitri. Parte Sandu. Jonas Fiore e basta. 7 metri un po' così, ma che trova comunque il fondo della rete. 20-19. Altro derby, il terzo stagionale, equilibratissimo fino alla fine. Piras, Ndiaye, Profili. Attacca con l'extra player Pastor per abbassare i ritmi per quanto consentito dal regolamento. Rimane a terra Profili nel contatto con Idili. Poi Scanu. Provare a battere Sata, si infila Scanu, para Mastino. Ora può correre il Sardegna Handball Team con il palleggio di Satta. Idili a tu per tu con Giona che non fa in tempo a rientrare. Impatta il Sardegna Handball Team con il gol di Fabiana Idili. 20 pari a capitalizzare al massimo la doppia superiorità numerica. Qua con un po' di mestiere la squadra di Pastor a guadagnare secondi preziosi prima di far ripartire l'azione. Parità numerica ristabilita, la palla per Profili in ala, neutralizza Mastino, raccoglie Piras. Pintus l'accompagna all'uscita, poi Ndiaye da Mazzitelli, è una tonnara, l'area dei 9 metri, si capisce ben poco. 8:27, 20 pari al Palasantoru. Tanta confusione e tanta intensità. Di Bona finta di andare da Scanu, prova a saltare Sandu, poi sceglie Profili. Cambio di lato per Ndiaye, in ala da Piras, secondo palo, un cecchino. Cristina Piras. 21-20. Satta. Esce Mazzitelli. Pastor a chiedere l'infrazione dei passi, a beccarsi la sanzione disciplinare. Plateale, troppo plateale la protesta di Pastor, che rischia anche qualcosa di più. Aveva chiesto l'infrazione dei passi. Gioco è ripartito. Satta si infila ancora una volta tra le maglie difensive delle Lions. 10 gol per Domenica Satta. Maglie difensive delle Lions che si sono aperte. Satta non si è fatta pregare e ha trovato l'ennesima parità di questa partita, il suo 10° gol personale. Scanu, Profili, Scanu, un'occhiata di Bona. Satta le ruba il pallone, poi Sandu a lanciare Idili in contropiede, Ndiaye ad arginarla in qualche maniera. L'ultimo tocco è della giocatrice di origini senegalesi, motivo per cui il gioco ripartirà dall'angolo. Ottimo quel sacrificio difensivo di Ndiaye che ha impedito la conclusione a tu per tu di Idili. Sandu, Marras, il taglio di Ryu. Marras dopo un paio di palleggi a tornare da Sandu, collassa verso il centro la difesa delle leonesse. 9 metri per le ragazze in maglia gialla. Satta, Sandu a sfondare su Dibona e Ndiaye. È già partita Cristina Piras, è già arrivata Cristina Piras, ha già segnato Cristina Piras. 22-21. Sandu, Satta, Idili, Satta, Sandu, Marras. 6 minuti e altrettanti secondi al termine. Satta, forza al tiro, stavolta paragiona. Prova a partire Piras, stavolta è migliore il rientro difensivo del Sardegna Handball Team.
Di Bona, la ferma Sandu, va a terra Di Bona. 9 metri semplice per la squadra in nero. Scanu, Ndiaye. Scanu, Ndiaye. Ora per un attimo si abbassano i ritmi. Scanu, Ndiaye. Di Bona, forte Idili, rimane a terra Di Bona. Provate a impietosire gli arbitri. Mandò la caccia del 2 minuti per Idili. Trova un altro 9 metri. Ndiaye. Fulminare Mastino. La sassata di Fatou Ndiaye. Nuovo +2 per il Sardegna, per il Lions Sassari. Satta fermata da Di Bona, poi sullo slancio a colpire Mazzitelli. Satta va a mettersi in proprio ancora Di Bona e Ndiaye. Riu, Sandu, Satta, Marras, forza la conclusione, la ferma Piras, 7 metri, Sardegna Handball Team. E ancora Sandu per ristabilire la minima distanza. Sandu contro Giona. 23-22. Finale punto a punto. Di Bona avanza in palleggio, serve Ndiaye. Scanu per profili dall'ala, Mastino a negare il gol al numero 8. Allora Sandu, Marras, Piras la branca. Marras da Sandu, Satta, taglio di Riu sui 6 metri, la cerca, la trova Satta, Riu prova a forzare la conclusione, la ferma a profili in maniera fallosa. Sandu, Marras, Sandu ai 10 metri, prova a mettersi in ritmo, palla brutta qui per Satta, recupera la squadra di Pastor. Scanu per profili a far correre Mazzitelli, ha recuperato Sandu, ha lanciato per Idili e prova a saltare Di Bona, la palla per Pintus, largo. Dall'altra parte Piras sbaglia la presa, tanti errori in questo finale di partita. 2:51 al termine, si ferma la gara del Palassantoro e per rifiatare direi che ci fermiamo anche noi. Amici di Diretta Sport, benvenuti allo stadio Vanni Sanna di Sassari, scontro al vertice nel campionato di Serie D Girone G, Sassari Latte Dolce. Intanto ancora Pinna lanciato in contropiede, attenzione a Pinna, il sinistro e posa in vantaggio! Lo sport è la tua passione? Sogni di diventare un telecronista sportivo? Questo è il corso che fa per te. In direzione di Sorrentino che segna il buzzer beater. In area di rigore Battistelli, a dire di no, poi la palla rimane lì ancora Bianco! 26 ore di lezione, tecniche di teleradiocronaca, interviste, laboratorio pratico e per i migliori l'inserimento. Ultimi 2 minuti e 51 secondi al Palassantoro, Lions 23, Sardegna Handball Team 22. Questo è il parziale con cui le due squadre entrano nella fase caldissima della partita. Squadra di Pastor con la palla in mano, Scanu da Ndiaye. Ancora per il numero 5 che dà un'occhiata a Di Bona, non la può servire, allora torna dal numero 9 che trova il fischio per l'irregolarità commessa ai suoi danni da Ramona Sandu. Si gioca Di Bona altissimo. Piras con un po' di mestiere qua a rallentare la ripresa del gioco
da parte di Mastino, che è arrivata a Marras passando per Sandu. Sata, Marras, Pintus, ribaltamento ambizioso e sbagliato, ha recuperato Profili. Ndiaye rallenta il numero 9, poi Piras, c'è Profili, rientra comunque discretamente la squadra di Tetti, perdono palla le leonesse, la palla lunga per Sata, tu per tu con Jonas Sata, invasione del 78, che pasticcio di Domenica Sata, che pesta la linea al momento di pareggiare la partita. Ingenuità che potrebbe costare carissima alla miglior realizzatrice del Sardegna Handball Team. Profili in palleggio da Mazzitelli, Scanu, Mazzitelli, Sata che riscatta immediatamente l'errore precedente andando a prendere questo sfondamento. Mastino, Sandu, si rialza Sata e arriva esausta a dar manforte all'attacco delle sue idili, non l'aspetta, punta Mazzitelli, la salta, 2 minuti per il 7 e dunque Lions che chiuderanno in inferiorità numerica, 23-22. Un minuto e 3 secondi, Tetti ferma la partita per verosimilmente l'ultima volta e noi andiamo a ricordarvi quelle che sono le migliori marcatrici della sfida, o meglio tutte le marcatrici della sfida, dato che il timeout ce lo consente. Per la squadra di Pastor 8 reti di Piras, 4 a testa per Ndiaye e Canova, 3 per Profili, 2 per Mazzitelli e altrettante per Dibona. Per il Sardegna Handball Team doppia cifra per Domenica Sata, quota 10, 7 gol di Sandu, 2 di Idili, 2 di Fois e 1 di Marta Marras. Questo è il tabellino del derby a 63 secondi dal termine. Lions con la possibilità di salire a quota 14 e rimanere a contatto col treno di testa. Sardegna per interrompere la striscia negativa di 6 sconfitte consecutive e lasciare Ferrarin sola all'ultimo posto a quota 4. Questi gli obiettivi di questo ultimo giro di lancette abbondante che sta per iniziare alla Pala Sant'Oru. Lions che chiuderanno in inferiorità numerica per l'allontanamento diventato definitivo, visto il poco tempo che manca al termine di Mazzitelli. Idili da Marras, un'occhiata a Sata, poi prende la fascia centrale, Marras rischia il pasticcio, il fischio arbitrale la salva. 50 secondi al termine, Sata i 10 metri, finta il tiro, c'è Idili in area, Sata fa tutto da sola, esagera, para John, poi il tuffo di Marras salva Scanu, poi Riu a rallentare Profili. 35 secondi per l'attacco delle Lions che guadagneranno più secondi possibile. Profili in palleggio, arriva Dibona che tocca con la gamba, ma per il fallo commesso ai suoi danni. Ndiaye prova a puntare Marras, Scanu sta con lei Idili, 8 secondi al termine. Scanu, Dibona a chiudere il derby col tiro dai 10 metri. Giulia Dibona in inferiorità numerica, è suo l'ultimo gol della stracittadina sassarese che si conclude in questo momento al Pala Sant'Oru. Lions Sassari 24, Sardegna Handball Team 22. Con questi 2 punti la squadra di Florentina Pastor sale a quota 14 in classifica, trovando la 7ª vittoria della sua stagione. Rimane a quota 4 il Sardegna Handball Team di Barbara Tetti. Io ringrazio Alberto Tosini per le preziosissime immagini che ci hanno regalato il derby di Sassari dal Pala Sant'Oru. Ricordo per l'ultima volta il punteggio finale: Lions 24, Sardegna Handball Team 22. Un saluto da Mauro Garau e buon proseguimento con i programmi di Directasport.it. Directa Sport, le tue partite in diretta streaming.
Directa Sport è la nuova web TV sarda dedicata agli eventi sportivi regionali. Calcio, basket, volley, atletica leggera e danza sportiva. Con Directa Sport decidi tu quando e dove vedere vincere la tua squadra del cuore. Se anche tu vuoi trasmettere il tuo evento su www.directasport.it, chiama il 347 45 41 255 o invia una mail a directasport@gmail.com. Con Directa Sport sei sempre al fianco dei tuoi campioni.